in collaborazione con rosa, gelsomino, bergamotto, alloro, arancio, mandarino, vaniglia, ogni pianta ha un suo profumo, a volte anche più di uno. Oggi vi portiamo alla scoperta delle piante, degli aromi e degli oli essenziali. Nei campi il lavoro non si ferma mai, in questo momento fervono le potature sui frutteti e sui vigneti in prospettiva di un'annata che sarà incandescente, probabilmente anche non solo per il clima meteorologico ma anche per la necessità di reperire manodopera. Sarà questo il tema di questa puntata. Parleremo anche di una conferenza economica che ha posto al centro appunto le attività agricole e quello che sta avvenendo in ambito comunitario. Oggi parliamo di profumeria botanica, ovvero l'arte di preparare profumi utilizzando soltanto oli essenziali estratti dalle piante, lavorate con materie prime completamente naturali. Per farlo siamo venuti a Massa Lombarda, provincia di Ravenna, all'opificio olfattiva, e ad accompagnarci in questo mondo molto complesso e sicuramente tanto profumato è Barbara Pozzi, che insieme al marito e alla figlia portano avanti questa attività ormai da anni. Allora Barbara, per prima cosa, come siete arrivati a questo mondo? Anche perché non siete arrivati di recente, avete una certa esperienza e quando avete cominciato eravate un po' degli extraterrestri. Esatto, ma noi ci siamo approcciati al mondo del naturale fin da ragazzi molto appassionati di quello che erano le cure non convenzionali, naturali. Come nostro stile di vita ci è stato facile innamorarsi ancora di più del mondo degli oli essenziali, delle piante. Eravamo molto appassionati di profumi, ma desideravamo farli proprio con dei prodotti naturali, come si facevano un tempo. E queste sono tecniche millenarie, l'uomo da sempre ha utilizzato le piante, e qua poi anche il legame col nostro mondo, col mondo dell'agricoltura e il mondo della terra. Da sempre l'uomo ha utilizzato le piante, i fiori, le piante, i frutti per curarsi, per avere salute quando non aveva la chimica a disposizione. Quindi voi avete recuperato un po' queste radici, questo sapere anche. Infatti, quando partimmo 20 anni fa non si sapeva molto, abbiamo recuperato tantissimo informazioni ed è stata aprire una porta incredibile di un mondo pazzesco. Pensiamo che le prime materie prime profumate sono state fatte in un olio vegetale e sembra trovate in un scavo archeologico in epoca sumera, quindi l'uomo si è sempre profumato e ha sempre cercato un rimedio attraverso la natura. E da lì in poi c'è stato tutto un percorso, no? Che noi abbiamo dovuto anche studiare per fare quello che poi vedremo oggi, perché non è un mondo scontato, bellissimo perché il mondo vegetale è meraviglioso, però dovevamo proprio affinare delle tecniche per capire come estrarre questi oli essenziali, come fare un vero profumo naturale. Ecco, estrarre questi oli essenziali, che detta così noi diciamo olio essenziale. Ho capito, ma non è una cosa che la pianta ci dà così pronto come un frutto che raccogliamo dall'albero. Allora, che cos'è esattamente l'olio essenziale e come lo si ricava, come lo si estrae? Gli oli essenziali le piante lo producono in primis per difendere se stesse o farsi impollinare, quindi essere più attrattive. L'uomo ha imparato a prendersi questa meravigliosa materia prima aromatica, come si diceva prima, inizialmente in olio vegetale, che erano oleoliti, e poi arrivò la corrente di vapore, l'estrazione in corrente di vapore,
che praticamente l'olio essenziale, essendo una parte molto volatile della pianta, lo chiamiamo olio essenziale, ma in realtà sono ad alcoli, cioè una molecola molto simile all'alcol, quindi molto volatile, che è quella che avvertiamo quando siamo in natura, cioè in una giornata di sole, quando camminiamo in un bosco, in un prato, sentiamo dei profumi. Sono gli oli essenziali che a contatto con la luce solare, col calore, vengono sprigionati. Quindi la pianta li produce in primis per se stessa. L'uomo ha imparato a prenderseli. La stessa pianta può avere diversi oli essenziali, perché magari la foglia fa un profumo in un certo periodo, il fiore in un altro, quindi ci possono essere più oli nella stessa pianta? Bellissima domanda, perché è un po' così. Allora, intanto la pianta decide di immagazzinare l'olio essenziale dove gli serve e non è casuale. Le piante, essendo ferme, non si possono muovere, non possono sbagliare di nulla per la loro sopravvivenza. Quindi a volte gli conviene mettere, per essere attrattive, l'olio essenziale nel fiore, successivamente anche nel frutto, per quando cade in terra far sì che non marcisca e aumentare la possibilità di radicare e quindi di riprodursi. Nelle foglie, a volte nel legno, ad esempio il vetiver, o nella radice come il vetiver. Quindi la pianta decide di immagazzinare l'olio essenziale dove gli serve. Quindi ogni pianta in teoria ha l'olio essenziale in una parte diversa della pianta, oppure in più parti, se questo le faceva comodo in natura. Tipo la varietà delle rutacee, citrus, è la pianta dove troviamo più olio essenziale, perché ce lo fa nel fiore, nel piccolo frutto e nelle foglie, il petit grain. Capito? Quindi riusciamo a fare più cose con quell'albero lì. Diciamo che gli oli essenziali delle piante sono un fito complesso, cioè una complessità di chimica molto importante, dove a secondo di cosa gli serve o dove nasce, dove cresce, il terreno, l'esposizione solare, la pausa tra sole e pioggia, queste molecole vengono stimolate in modo diverso. Quindi la stessa pianta, o la stessa varietà di pianta che nasce, che cresce in zone diverse, ha un gusto diverso, come il mondo del vino, mi viene da dire. Esatto. Il famoso terroir l'abbiamo anche per le piante. Possiamo veramente creare, cioè pensare a questa diciamo cosa, no? Perché è molto giusta. Magari il vino lo conosciamo tutti e sappiamo che un sangiovese che cresce in Romagna non è uguale a un sangiovese che cresce in Toscana, per esempio, lo sappiamo benissimo. No? E quindi è molto simile la cosa, perché proprio la pianta viene stimolata in modo diverso e quindi produce qualcosa di diverso. Ci mettiamo, mi fai vedere che cosa hai preparato qui? Allora, oggi ho preparato dell'alloro, che è una pianta mediterranea, sempre verde. Distilleremo la foglia secca. In questo momento non abbiamo piante ancora, perché comunque l'olio essenziale la pianta lo produce dopo 2 mesi che ha un'esposizione solare costante. Quindi raccogliere l'alloro oggi, che siamo in febbraio, non avrebbe dato una resa ottimale, no? Allora abbiamo preferito lavorare sulla foglia essiccata. Che cosa serve l'alloro? L'alloro, diciamo che le prime cose che mi vengono in mente, perché ogni pianta è un mondo, un universo. È una pianta che per il suo profilo chimico può esserci utile per le vie respiratorie, è un antireumatico, antidolorifico per muscoli e ossa, aiuta a decongestionare se abbiamo un'influenza proprio le vie respiratorie. A livello sottile ci aiuta proprio a lavorare, a avere una concentrazione, perché gli oli essenziali hanno anche un aspetto, magari dopo ne parliamo, emozionale, perché lavorano anche sia sulla parte aromatica a livello limbico e hanno una parte di chimica che lavora sul corpo fisico. Quindi hanno due livelli, lavorano su 2 livelli diversi. E sono molto interessanti per questo. Certo, infatti abbiamo detto è un mondo non semplice con tante sfaccettature. Adesso vi farei vedere come si distilla l'alloro. Assolutamente sì. Quindi qui vedete abbiamo un contenitore che noi chiamiamo cioè così, in laboratorio la pentola, perché qui mettiamo proprio la pianta, no? Quindi la pianta può essere messa fresca nel suo momento balsamico, che per l'alloro ad esempio potrebbe essere a fine maggio, fine aprile, inizio maggio. Non si butta dentro a caso, nel senso che ogni parte di pianta prevede una lavorazione, un riempimento diverso.
Ecco, in questo caso vedo che le metti dentro intere, quindi non le sminuzzi, non le trituri. Potrebbe anche cippare, adesso qui non lo facciamo, però cippare vuol dire sminuzzare. Sì, sì. Potrebbe essere una cosa molto buona perché più le sminuzziamo, più permettiamo al vapore che entrerà poi di entrare nelle membrane della foglia e prendere con sé maggiormente la sua parte aromatica e quindi farà più resa, più olio essenziale. Ad esempio se fosse il galvolo del cipresso dovremmo schiacciarli. Per le bacche ad esempio come può essere il ginepro o il cipresso la lavorazione è diversa. Per i fiori la lavanda viene raccolta in mazzetti e messa in senso circolare. La lavorazione della trasformazione del mondo vegetale è un'arte dove noi in questo momento facciamo a scopo didattico, ma abbiamo proprio delle aziende che lavorano con noi, che trasformano la parte botanica della pianta, ci danno l'olio essenziale, proprio specializzati, fanno solo questo, perché è un lavoro lunghissimo, prevede ore e ore di lavoro, di raccolta. Siamo pronti? Quando abbiamo riempito la pentola, vi consiglio di riempirla almeno a metà se volete ottenere qualcosa, più si riempie più rende la pianta, c'è questa cosa, se la riempissimo a metà non ci darebbe nulla, quindi ci vuole una massa importante. Dopodiché si prende... Cioè già è magico anche il mondo degli alambicchi, devo dire che anche gli attrezzi che utilizzate. Questo è il coperchio, che per questo prevediamo un coperchio più piccolo, però per farvi vedere un po' come è fatto un distillatore. Questo è un coperchio che prevede un'uscita che ha proprio misurata, perché ogni pianta prevede anche una temperatura diversa in uscita e in entrata. Il vapore appunto stratificherà e arriverà sui 90 gradi, inizierà a uscire da questo tubo, incontrerà questo tubo refrigeratore che è il condensatore, dove qui ci sarà una temperatura inferiore e quindi permetterà di passare dallo stato gassoso allo stato liquido. Okay? E appunto qui c'è l'acqua in entrata e l'acqua in uscita è qua sotto, e questa è la parte più importante della destillazione, perché avere un refrigeratore che funziona bene vuol dire ottenere più olio essenziale. Okay, quindi è fondamentale anche quello. E quanto tempo dura il processo? Dipende dalla massa e dalla grandezza del distillatore. A cadena separata, come facciamo noi, i tempi sono un pelino più lunghi. A fuoco diretto, cioè proprio il distillatore sul fuoco, diciamo, accorciano i tempi. Però almeno 4 ore, dalle 4 alle 8 ore. Questo è un metodo, ce ne sono però anche altri. Ad esempio, qui abbiamo la vaniglia, no? Vedete? Tritata, messa in alcol. La vaniglia ha una resa molto bassa in corrente di vapore, è un costo altissimo, quindi non riusciremo a tirare fuori qualcosa che ci può essere poi utile, perché sarebbe veramente uno spreco di materia vegetale. Qui in questo caso l'erborista, l'operatore, decide di entrare in tintura, cioè la resa è maggiore con un solvente, in questo caso è un alcol di grano bio, viene tritata la bacca, vedete, messa in alcol e inizia un processo di passaggio tra la pianta e il solvente, cioè l'alcol è in grado di prendere con sé tutta la parte aromatica del bacello. Questo è un processo che deve durare almeno dai 2 mesi e mezzo, 3 mesi, a volte anche 4. Sono processi lentissimi, però ci permetterà di avere una resa 1 a 1, cioè qui è 1,5, addirittura 1 chilo di vaniglia per 1,5 litri di alcol. La resa cambia, no? Cambia, certo, Se l'avessi fatto in corrente di vapore avrei ottenuto 5 ml, 5-6 ml. È proprio una cosa diversissima, Esatto. ovviamente. Qui ottengo un liquido, 1,5 litri, che poi passeremo nei nostri rotavapor per standardizzare il grado alcolico e avere una materia prima costante. Perché ecco, questa della costanza vi
visto alla luce anche di quello che ci siamo dette prima, credo sia uno dei punti delicati, perché da un anno all'altro, da una fornitura all'altra, il profumo che si basa su dosi molto precise potrebbe cambiare completamente. Il mondo degli oli essenziali cambia, non è tutti i giorni uguale, tutti gli anni uguale, e questo è il grande lavoro di laboratorio, proprio di riuscire con le nuove materie prime a rifare lo stesso profumo. Cioè, ad esempio, adesso stiamo lavorando sui nuovi agrumi, siamo in febbraio, al sud stanno lavorando il limone, l'arancio, il mandarino, il bergamotti, arrivano i nuovi lotti. Nel mese di gennaio-febbraio e inizio di marzo lavoriamo proprio per riequilibrare tutte le nostre ricette. Beh, io direi a questo punto ci fermiamo un attimo e poi dopo noi ci ritroviamo in finale di puntata, perché di cose da dire ne abbiamo ancora tante.